come ogni mattina, buongiorno, uno mi fa, ma è una barzelletta inedita, ma se non le sai sono tutte inedite, perché le barzellette non sono vecchie, uno se le dimentica, dipende uno come. Siamo comunque sempre, buongiorno a tutti, con Marco, Buongiorno. buongiorno a tutti, Marco Ciao, e tre buongiorno. sorelle, abbiamo qua Vincenzo, Paolino, e gli avventori, ore 7:25 di martedì. Non sanno neanche 23. ecco 23, quindi anche gli auguri a mio figlio Fabio che oggi fa 29 anni, quindi auguri Fabio, Tanti auguri. tanti auguri dalle Auguri, sorelle. Anzi, auguri. se Vieni qua, paga da con i bere. tuoi 10 amici hai da gratis tutto, e lì sono il figlio di Gatti. Allora, comunque, Vieni allora, a cena gratis, dai, che ecco, apriamo per te. dai, vieni a cena gratis, aspetti un momentino fuori, se per caso non è, suona campanella. No. Allora, visto che oggi purtroppo Marco ha un po' di mal di schiena, quindi adesso ne faremo anche due, vediamo com'è. Viene spontanea di quell'amico, io ho un amico balbuziente grave, una balbuziente grave, e era andato, c'era una scuola di balbuzienti, 3 settimane di corso per vedere se riuscivano almeno a parlare bene. E l'insegnante era una figonoscia, una roba, figonò, ma figonò. Tutti sti ragazzi innamorati, giovani, insomma. Allora gli fa, ragazzi, domani c'è l'esame, avete fatto 3 settimane, vi ho insegnato a parlare, io vi interrogerò, vi chiederò la domanda più facile, la città da dove venite. Chi dice la città bene, vince. Esame, cena, alle 3 sorelle, e seratona, nottatona indimenticabile con me. Porca miseria, questi qua tutti si esercitano, tic, 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 tic. Arriva il giorno dell'esame, tu da dove vieni? E lui, Venezia. Non capivo niente, 3 settimane, non hai capito. Tu, Roma. Tu, Udine. Tu, Vicenza. Tu, Firenze. Tu, Ascoli. Bravo, Marco, Ascoli, bravo, via. Cena, 3 sorelle, nottatona dimenticabile, vanno giù a colazione e lei dice, scusa, bravo, hai detto da dove arrivi perfettamente, eccetera, hai fatto cena, seratona, nottatona dimenticabile, ma non mi hai detto niente, ma di qualcosa, e lui, Piceno. Allora, grave, signori, ci sentiamo domani, a Dio piacere. Vedi che arriva. Qua ridono a scatti, uno la capisce subito. Ciao.